Tu sì, una cosa grande a me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, ma non è così, guardando a te. Vorrei sapere cosa da te, perché quando tu guarda così, sicuro che ti senti qui, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? Allora abbiamo to all of us, and I'm Italian, I can tell you a lot of beautiful emotions and feeling, e quindi la ringraziamo perché veramente con questo pezzo tu ci hai regalato tante emozioni a noi italiani presenti in sala. Ascoltiamo adesso tutti e tre coach che hanno voltato la sedia per te, perché poi tu dovrai sceglierne soltanto uno. Iniziamo ad ascoltare il nostro hotel director che ha voltato la sedia per te. Prego. Napoli, mi dispiace dirlo, però abbiamo questa, ce l'abbiamo nel cuore, ce l'abbiamo nell'anima, l'anima che canta è soltanto napoletana. Lei è stata veramente un'ambasciatrice dell'anima napoletana, molto brava, e non ho niente da dire perché non posso dire niente. He said so many beautiful words because he said that about our Angelica that she's from Naples, she's a singer, she has everything in herself, the passion, the rhythm, the soul, everything is a mix all together. There are no words to say something so beautiful because she's the top, she's amazing. That's why really très belle. I'm speechless, I don't have any words. Yeah, I just think such a beautiful song. I truly hope that you have a big success as a singer because you deserve so much. Ti meriti il meglio del meglio, ti auguro successo, ha detto la nostra Daisy, perché come ha detto anche il direttore non ci sono parole per esprimere quanto sei brava e come ti sei esibita oggi, veramente, quindi grazie, buon lavoro ben fatto, bravissimo, bravo. Prego, Pietro. Beh, io non posso nascondere la mia emozione, sei riuscita ad emozionarmi, che è una cosa meravigliosa. È il vero esempio della voce come forma d'espressione astratta, libera e anche universale. Tu sei una grande artista nata. You're a big artist, you are born like an artist, you deserve everything for you, that's why it's amazing. Allora, quindi abbiamo ascoltato le tre motivazioni dei nostri coach, adesso dovrai decidere se andare col coach Hotel Director, con la nostra coach Daisy o con Pietro. A te la dura decisione. Pietro è l'ultimo che ha parlato, sì. Pietro. Allora, sceglie Pietro! Riconfermo che per me una grande artista questa sera si esibirà sul palco, ed è Angelica. Angelica, live finale! Angelica, she will go on right now for the final of the show. Quindi grazie mille Pietro, con i tuoi talenti potete andare nel backstage, tornate pure dietro le quinte. Thank you so much, merci beaucoup. Se tu guarda me,
definizione della nostra adesso del vincitore che voi avete deciso questa sera. E allora tutti quanti all together, tous ensemble, allez zusammen, con l'83%, with the 83%, il 83%, l'83%, ustedes, tutti voi avete decretato che il vincitore di The Voice of the Sea qui è Angelica! Angelica, she's the winner!